Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Anticipo d'alta classifica nella nona giornata di Serie B-Win Leuganeo tra Padova e Brescia. Dopo la prima sconfitta a Bergamo con l'Alpino Leffe, il Padova vuole tornare a correre. Rientrano Cuffa e Lazzarevic, ma vanno entrambi in panchina. Alessandro Dal Canto nel 4-3-3. Schiera in attacco Dramè a fianco di Cutolo e Cacia. Nella Brescia ancora in battuto, 4-3-1-2 per Beppe Scienza, e dopo il turnover di Gubbio tornano titolari il Caduri, Jonatas Zambelli e Budel che rientra dalla squalifica. Arbitra questa gara di cartello della Serie B-Win Velotto di Grosseto, e parte subito bene il Brescia con Zambelli. Si accentra in questa occasione, il suo tiro para a terra senza problemi il giovane portiere Perin. Risponde il Padova con Bovo per Marcolini, gran tiro sopra la traversa della porta del Brescia. Angolo per il Padova, italiano, e in area prova la girata Cutolo, palla bloccata senza problemi da Arcari. E ancora Cutolo a farsi vedere in avanti, il suo è un tiro cross che va a terminare alto sopra la traversa del Brescia. Cutolo conquista il pallone al limite, si accentra, gran tiro e batte Arcari per il vantaggio del Padova al 31esimo minuto. Gran tiro per l'ex giocatore del Crotone, 14 gol ricordiamo lo scorso anno in Calabria, già la terza rete, la prima casalinga con questo tiro Aniello Cutolo che porta in vantaggio il Padova. Risponde immediatamente il Brescia, errore di Portin che lancia Jonatas, entra in area e batte in uscita Perin per l'immediato pareggio al 38esimo, e poi festeggia alla brasiliana. Rivediamo nel replay l'errore in disimpegno di Portin che lancia Jonatas, che mette alle spalle del portiere del Padova per l'1-1. Beppe Scienza soddisfatto della reazione dei suoi giocatori, e poi c'è questo cross in area per Cacia che va al tiro chiuso da Arcari, poi protesta per la trattenuta, ma c'era la norma del vantaggio e Cacia spara sull'uscita di Arcari. Finisce così 1-1 il primo tempo. Si riparte nella ripresa, ancora un angolo per il Brescia ed è Budel che va a girare, salva Perin, bravissima la conclusione di Budel, bravissimo il giovane portiere del Padova che si salva. Ancora Brescia che parte bene in attacco, colpo di testa e traversa colpita in questa occasione da De Maio, come rivediamo meglio nel replay. Risponde il Padova, angolo, pallone pericolosamente in area, viene liberato da Budel e libera spazzando via la difesa del Brescia. In questa occasione abbiamo visto Budel. Ancora il Padova in attacco, Lazzarevic sulla sinistra, il possibile tiro dell'ex giocatore del Torino che calcia completamente a lato, e poi il pallone per Cutolo, si fa vedere sulla destra Legati che riceve il pallone in mezzo, Arcari va a liberare e poi ancora chiude la difesa del Brescia. Poi Cutolo salta un avversario, ne salta un secondo, ancora uno spazio, può andare al tiro ed è il gol. Strepitosa azione personale di Cutolo al 71esimo per il raddoppio della formazione del Padova e la doppietta del giocatore del Padova Cutolo che fa tutto da solo e poi conclude questo sinistro vincente. Grande la sua prestazione questa sera. Risponde il Brescia, Salomon per Fektesin, la sua conclusione fuori misura, si dispera l'attaccante ungherese. Ancora in avanti con questa girata Macan, poi Perin libera Schiavi anticipando il possibile intervento di Ramos Martinez. Finisce così con il Padova che vince, sale a 20 punti affiancando il Torino al primo posto in classifica in attesa dei Granata Verona. Prima sconfitta in campionato per un buon Brescia.